Ah, senti, cosa aspetti di trovarti, signore, in un parco, sotto un albero? Offri che champagne per farti venire sonno? Ma te li vedi queste cose che girano? Le chiamano zanzare tigre e mi stanno succhiando il sangue da 20 minuti. E poi scusa, ma stai a parte, io non ho capito perché quella cavola di radiolina quando io dormo la devi sempre lasciare accesa. Va bene, io fermo anche la radio, ma se tu soffri di sonno non è mica colpa mia. Guarda, io non lo so neanche perché ci parlo con te. Tanto poi alla fine fai sempre quello che vuoi e ti attiri male. Ma che è cresciuto a questo fungo? Guarda che quel fungo lì, sempre stato lì da stamattina, mica è nato adesso. No, ascolta. Io forse avrò anche bevuto un bicchierino più. Come al solito. Ho capito, ma questa praticamente è casa mia e quindi saprò bene, no? Quello che si cresce o che non si cresce. Sì, ma guarda un attimo, guarda cosa c'è. Che cosa? Un cartello con scritto: toccami e ti esaudirò i tuoi desideri. Oh, magico. Ma dai, non dimmi che credi ancora a Babbo Natale, alle favole, ai stregoni? Scusa, tanto un po' di fantasia, potremmo anche provarci, no? E poi scusa, dov'è che sta scritto che devo toccarlo io per il cavolo di fungo? Non ti credere proprio che lo tocchi io, sai. Senti, sta roba dei desideri. Vabbè, spiega. Sai che cosa penso? Cioè, alla fine, desiderare è una delle cose più difficili da fare. Cioè, desiderare sei lì che aspetti, speri, ci rimugini, giorni, ci pensi, ma alla fine desiderare implica un cambiamento. E il cambiare per seguire strada per noi è la cosa più difficile da fare. Quindi sai cosa ti dico? Per stasera niente desideri. Tieni tutto cartello che sono a dormire. Aspetta un attimo, sai che mi è venuta un'idea? Ah, per carità, quando cominci così mi preoccupi. No, niente di male, niente di strano, niente di illegale. Niente di legale, già va meglio. Dimmi, che cosa vuoi fare? Mettiamo questo cartello bellissimo e aspettiamo a vedere i primi polli che passano i loro desideri. Ah, sei diabolico, Però, scusami. Te, i fatti tuoi te li fai mai, Ah, senti chi parla, bella signora, che sta tutto il giorno nel marciapiede ad ascoltare o origliare cosa dicono i passanti. Niente da fare. Va bene, facciamo così. Te metti sto cartello, io tiro sulle coperte, ci nascondiamo e vediamo i desideri dei polli. Va bene. Via.